Sono già trascorsi 4 mesi dalla partita d'andata, dalla prima sconfitta stagionale, dagli scricchioli di un Leonzio Enna che fece discutere molto. Da quella partita è cambiata la guida tecnica gialloverde. A Lentini invece continui capovolgimenti in seno alla dirigenza, alla guida tecnica e per ultimo sul parco giocatori totalmente rivoluzionato. Gialloverdi in vetta alla classifica con un filotto di 7 vittorie consecutive, un punto avanti rispetto al Paternò che insegue, antagonista unico verso la conquista del campionato. Passiamo alle scelte di mister Giovanni Campanella che dal primo schiera Sienco tra i pali, Santonocito, Urso, Boscaglia, Zappalà, Tosto, Veneroso, Rotella, Vitelli, Cocimano e Adeyemo. Terna arbitrale tutta messinese guidata dal fischietto Davide Lopresti, coadiuvato da Antonino Catanese e Gerardo Calandra Sebastianella. Si parte col film del primo tempo dopo 4 minuti, la prima offensiva è bianconera, penetrazione di Caltabiano che non trova ostacoli per vie centrali, il tentativo con il destro finisce alto, oltre la traversa di Sienco. Al quinto prova a reagire Lenna, Adeyemo viene servito alla perfezione sul centro-sinistra, pallone in mezzo in zona Cocimano che viene però anticipato dalla difesa bianconera. Minuto 6, calcio d'angolo per Lenna, pallone dentro sul secondo palo, batti girata di Peppe Zappalà, fa 1-0 il generale Gaeta, inizia a festeggiare, Lenna è avanti, la rete è quella del difensore. Minuto 14, il cross di Urso come sempre pericoloso in zona offensiva, dalla destra fa partire il tentativo giusto per Vitelli che chiama alla gran parata l'estremo difensore Riccio. Al quarto d'ora arriva il gol del 2-0, un'altra perla, l'ennesima da quando è arrivato Mauro Veneroso in sforbiciata col mancino, cala il gol che mette in discesa la partita per la formazione di mister Giovanni Campanella. L'ex sancadaldese si dimostra in un momento d'oro della sua stagione. Al 24esimo potrebbe arrivare anche il tris, qui è la penetrazione dalla sinistra di Urso che favorisce Vitelli, la girata però non è concreta, non vale il gol del 3-0. Davide Lopresti fischia 2 volte, manda le formazioni negli spogliatoi. Lenna conduce per 2-0 sulla Leonzio in virtù delle reti di Zappalà e di Veneroso tra primo e secondo tempo. Passerella per le vecchie glorie del calcio ennese. Possiamo partire invece col film della ripresa grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica. Minuto 47, Lenna con Vitelli, la scarica a destra dove c'è Santonocito, l'ex Palermo arma il destro, il cross è quello giusto per il colpo di testa di Adeyemo che cala il tris. Al minuto 50 iniziano i cambi per mister Giovanni Campanella, esce Veneroso tra gli applausi, dentro Randis. Minuto 53, staffetta in difesa, dentro Rallo, fuori Tosto. Minuto 59, spingono i padroni di casa con Rotella che viene servito bene da Adeyemo, da uno sguardo in mezzo il centrocampista dopo aver assaltato anche il portiere. Doppia chiusura, prima è clamorosa quella di Randis sul tiro di Cocimano, poi sulla linea respinge la difesa bianconera, e miracolo quello di Riccio al 65esimo sul tentativo di Cocimano. Al minuto 68 ancora Cocimano protagonista, il portiere chiude sul primo palo. Cambi, Adeyemo esce al suo posto Cristiano. Minuto 75 tocca ad Amante per Santonocito, proprio Amante che al minuto 77 dalla sinistra trova il cross giusto per servire Randis da buona posizione, però non trova la punta. Il gol del 4-0, appuntamento col gol rinviato quando all'88esimo ancora Caltabiano è protagonista di un buon break sulla tre quarti, tenta col destro di insidiare la porta di Sienco che dice no. 3-0 per Lenna al triplice fischio, ancora una vittoria per la capolista di mister Giovanni Campanella che rimane a +1 sul Paternò che nel frattempo vince 1-0 sul campo della Leonfortese. Amici di Wisport è tutto allora, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.